Visitin, che ci illustrerà un proseguo di un progetto importante che abbiamo l'anno scorso presentato come Circolo Navarca, coinvolgendo in particolare due amministrazioni comunali. La nostra amministrazione di Aiello che rappresenta appunto non solo nella nostra regione ma anche in Italia il paese delle Meridiane, ed un altro paesino della Val Pesarina in comune di Prato Carnico, il paese di Pesaris. Il paese di Pesaris dal 1600 è molto conosciuto perché lì appunto le famiglie dei Cappellari e dei Solari hanno iniziato a realizzare tantissimi orologi, in particolare all'inizio quelli da torre fatti a verga, poi quelli a peso, no? E li hanno diffusi naturalmente la costruzione dei loro orologi in tutta la nostra regione, ma anche parte del Veneto e giù poi fino in Dalmazia. E Pesaris, se voi andate in questa Val Pesarina, notate, diciamo, che è particolarmente ricco di questi monumenti della misurazione del tempo, monumenti meccanici, e quindi si è caratterizzato nella nostra regione come noi qui ad Aiello. Quindi l'idea appunto del Circolo Navarca è stata quella di creare questo progetto, soprattutto un progetto turistico e culturale rivolto alle scuole appunto sotto l'aspetto didattico, perché vengano un giorno per naturalmente le scuole lontane dalla nostra regione a visitare Aiello e poi l'indomani Pesaris con questa sua caratteristica. Abbiamo stampato questo volantino, no? Questo pieghevole, che adesso Eva ci descriverà nei suoi dettagli. Bene, allora avete sentito che quella che è stata l'intuizione di Aurelio è stato proprio legare queste due comunità che sono forse nate entrambe nel segno del tempo, in quanto sia ad Aiello sia a Pesaris è impossibile dimenticarsi del tempo che scorre, perché ad Aiello abbiamo le nostre opere gnomoniche che ce lo ricordano costantemente, mentre a Pesaris abbiamo i famosi orologi. Questo progetto, come diceva Aurelio, già lo scorso anno aveva trovato, diciamo, in una serata proprio, si era sancito il gemellaggio tra il nostro paese per le Meridiane e Pesaris con gli orologi, perché se un'idea diciamo che può essere, è sempre all'inizio, un progetto inizia sempre con un'idea, ma questo deve essere sostenuto da diverse persone, diversi enti, ed infatti Aurelio ha trovato l'amicizia, ma in particolare l'interesse di Amanzio Solari, che ha messo insomma a disposizione il suo sapere e insieme hanno portato avanti questo progetto, lo hanno proposto, come diceva, alle amministrazioni comunali che l'hanno sostenuto, quindi anche grazie al sindaco Roberto Festa e al sindaco Omar Dagaro e alle amministrazioni che hanno sostenuto il progetto a livello comunale, ma c'è stato anche il sostegno della provincia nella persona di Ennio Del Corte. Questo progetto ha trovato già una prima concretizzazione, perché è stato pubblicato e ne sono state pubblicate ben 18.000 copie di questo volantino che trovate già a disposizione nel banco e che troverete poi anche all'uscita, in cui anche fisicamente in uno stesso spazio si ha la presentazione delle due realtà, quella di Pesaris e quella di Aiello, perché la proposta, come diceva Aurelio, è quella di pensare ad una proposta turistica culturale che veda in primo luogo la visita alle Meridiane di Aiello e poi in un secondo momento agli orologi di Pesaris. Perché questo progetto trovi diffusione è stata individuata una promoter di Pordenone che ha raccolto 2000 indirizzi email, insomma elettronici, affinché possa trovare appunto diffusione. Quindi all'interno di questi indirizzi abbiamo indirizzi di istituti comprensivi, direzioni didattiche, enti che si dedicano al turismo, che appunto delle regioni a noi vicine, perché si spera che oltre alle, diciamo, realtà presenti sul territorio che possono essere interessate, si comincino ad interessare anche le regioni vicine affinché questo progetto trovi sempre maggior diffusione. E dunque cosa troviamo su questo manifesto
molto interessante la scelta, direi, anche perché non si trovano tutte le meridiane di Aiello, ma si trova vengono esposti i diversi metodi di conta delle ore che l'uomo in diverse epoche storiche ha utilizzato appunto per la misurazione del tempo. Ovviamente questi metodi poi si possono ritrovare nelle meridiane, già all'interno del cortile delle meridiane li ritroviamo tutti, e poi ne troviamo insomma esempio anche nelle vie del paese, insomma, perché ci sono altre meridiane che utilizzano i diversi metodi di conto delle ore. Allora possiamo andare a vedere il primo metodo di conta indicato, che è quello più antico. Si fa l'obelisco sostanzialmente, anche se in realtà già si parla della mera proiezione dell'ombra, perché chiaramente più ci si allontana dal momento dell'alba, più l'ombra diventa lunga, e quindi poteva essere l'indicazione di quanto tempo mancasse al termine della giornata. Poi abbiamo per esempio le ore antiche, che sono altrimenti dette ore ineguali, perché suddividono le ore di luce della giornata sempre in 12 fasce orarie. Chiaramente nel periodo invernale possiamo avere 8, anche un minimo di 8 ore di luce, quindi se facciamo 8 diviso 12 abbiamo delle fasce orarie che durano circa 45 minuti, mentre durante l'estate abbiamo anche 16 ore di luce, e quindi abbiamo delle ore che possono durare anche un'ora e mezza, no? Per questo sono dette ineguali, ed erano utilizzate dai greci, poi anche dai romani, e infatti se vedete l'indicazione dal 600 a.C. al 500 d.C. solitamente si trova questo tipo di misurazione. Poi abbiamo le ore canoniche, che in realtà sono sempre delle ore ineguali, ma vengono scelte alcune ore, quelle che servono per indicare l'inizio del momento della preghiera. 5 momenti sono quelli che scelti, come potete vedere, la prima, la terza, la sesta, la nona, la 12ª ora, le ore in cui si invitavano i fedeli a pregare, quindi perché chiaramente la Chiesa nel Medioevo aveva poi acquisito un ruolo fondamentale, e quindi questi erano i momenti più importanti della giornata che scandivano il passare del tempo. Interessante vedere come anche poi le ore islamiche in effetti indichino gli stessi momenti della giornata per le preghiere, che ovviamente hanno nomi diversi, e quindi però il momento è il medesimo, che queste li ritroviamo anche qui nel cortile delle meridiane, e fondamentalmente appunto rappresentano lo stesso tipo di momento. Poi abbiamo le ore astronomiche, che furono usate per breve tempo solo dagli studiosi, che indicano l'inizio della giornata nel mezzogiorno, ma con l'avvento degli orologi meccanici l'ora non è più ineguale, perché si fa riferimento all'ora equinoziale. Quindi nella linea degli equinozi non abbiamo, come per esempio al Polo Nord e al Polo Sud, in momenti diversi dell'anno, ore di luce che possono essere anche molto diversi. Abbiamo sempre costantemente lo stesso numero di ore di luce e di buio in tutti i momenti dell'anno. Quindi, facendo riferimento alla linea alla linea dell'equatore, abbiamo considerato il periodo, la durata del tempo di appunto 60 minuti, quindi abbiamo le ore uguali, anche perché gli orologi appunto dovevano avere un riferimento preciso. Quindi da questo momento entrano non in vigore, vengono utilizzate le ore uguali, che però con delle differenze, perché abbiamo le ore babiloniche che iniziavano all'alba, quindi vedevano l'inizio della giornata con l'inizio all'alba. Le ore invece poi abbiamo quelle quelle italiche, che invece sono tipicamente italiane, e che avevano trovato una grandissima diffusione nella nostra penisola, infatti se ne trovano anche moltissime, e l'ora assegnata corrisponde alla 24ª parte, che intercorre tra un tramonto e quello successivo, quindi non più all'alba,
ma la giornata inizia al tramonto, quindi interessante. E poi abbiamo invece le ore che mentre in Italia diciamo, si utilizzavano ancora quelle italiche, oltre le Alpi, quindi dette d'Oltralpe per questo motivo, in Europa già si utilizzava questo tipo di misurazione del tempo che poi con il trattato di Campoformio di Udine del 797 entra in vigore insomma anche da noi. Quindi abbiamo anche noi utilizziamo questa misurazione del tempo della mezzanotte che è ancora tuttora in vigore. Poi abbiamo le ore del fuso tra città e città dalla metà del 1800. Sì, non mi dilungherei tantissimo perché mi dicevi solo di presentare, possono penso leggere anche in seguito, e poi completerei con quelle appunto a tempo medio del decibili dell'84, dopo che l'International Meridian Conference tenuta a Washington District City sceglie appunto il meridiano di Greenwich, definisce i fusi orari e si arriva insomma alla misurazione del tempo così come la facciamo oggi. Quindi interessante questa proposta perché può essere diciamo, un invito motivante per chi appunto non conosce la realtà delle meridiane, perché appunto non conosce l'argomento può pensare perché devo interessarmi magari a uno strumento antico che ormai non si usa più, perché in realtà c'è tutto un mondo da scoprire anche dal punto di vista storico, intellettuale, scientifico. Anche perché se noi appunto approfondiamo l'argomento tempo, anche io parlo come insegnante, sia con i bambini, con i ragazzi, possiamo indagare veramente moltissimi aspetti che sfuggono altrimenti alla conoscenza e sono anche di difficile comprensione. Qui ad Aiello abbiamo anche gli strumenti come per esempio le macchine che abbiamo che riproducono i movimenti del Sole e della Terra, insomma veramente si ha modo di scoprire tutto questo mondo che è riferito alle meridiane, che insomma è una proposta educativa interessante proprio che non si deve perdere. Direi ottima l'intuizione di Aurelio di legare ad Aiello, quindi alla conoscenza delle meridiane, anche gli orologi di Pesaris, intanto perché chiaramente sono due comunità vicine anche dal punto di vista territoriale, apparteniamo alla stessa regione Friuli Venezia Giulia, e quindi perché non legarle in un unico progetto. Quindi oltre alla conoscenza dei diversi metodi di conto delle ore che si possono appunto approfondire qui ad Aiello, si può anche andare a scoprire quanti diversi tipi di orologi esistono e come si siano evoluti anche dal punto di vista tecnologico nelle diverse epoche. Abbiamo diciamo, l'introduzione nel 1300 del primo orologio monastico. Anche qui si può fare un parallelo di quello che accadeva diciamo, nel mondo delle meridiane e degli orologi. Infatti è proprio con l'introduzione degli orologi meccanici che poi le meridiane si sono regolate sull'ora diciamo, equatoriale, quindi le ore equinoziali, per questa ragione, per l'introduzione degli orologi meccanici. I primi ovviamente erano molto semplici, infatti i meccanismi non venivano nascosti ma venivano lasciati a vista ed diciamo, avevano appunto dei pesi che permettevano il loro funzionamento, e verranno utilizzati questi fino appunto al 1600. Poi abbiamo l'orologio da torre a verga dal 1400 al 1600, che però appunto non erano molto precisi ed infatti richiedevano una regolazione addirittura giornaliera. Poi avremo invece l'orologio da torre a pendolo, un po' più preciso, come qui diciamo si ha un collegamento con quanto diceva il signor Ermanno, mi sembra prima, relativamente, no, proprio per l'intuizione del pendolo c'è la scoperta insomma di la nuova conoscenza scientifica ha consentito un'evoluzione e quindi un miglioramento anche chiaramente nella misurazione del tempo, tant'è che cominciarono insomma a prendere piede questi orologi, che cominciarono a diffondersi, e anche la famiglia dei solari proprio da Pesaris iniziò a costruire questi orologi che cominciarono a diffondersi. Poi abbiamo l'orologio domestico a pendolo dal 1700 al 1800,
che appunto sostituirono insomma quelli precedenti, e quindi continua l'evoluzione dell'orologio. E poi abbiamo un'evoluzione ulteriore che è quella diciamo di orologi collegati a più campane chiamati carillon. Interessante sapere che è dei solari proprio questo tipo di orologio che si trova all'interno del campanile di Barbana, che penso sia noto a tutti, e poi ovviamente quindi con questo meccanismo particolare di carillon, e anche ovviamente quello poi che c'è a Pesaris ha questo tipo, perché è molto, molto bello, suona proprio una melodia di Saluto Maria, quindi per far vedere anche la qualità, diciamo, a cui erano arrivati nelle diverse epoche. Poi abbiamo l'orologio a scacchiera, che anche questo è visibile proprio sulla strada a Pesaris, interessante perché volendo, diciamo, procedere ulteriormente, l'orologio a lancette a un certo punto si è considerato quasi vecchio, e quindi si cercava un modo diverso per indicare l'ora, e quindi il genio umano ha iniziato insomma ad elaborare diversi tipologie, e una di queste appunto è quella a scacchiera, perché con una rotazione si ottenevano degli effetti affinché appunto veniva composto gradualmente il numero necessario per indicare l'ora. Poi abbiamo l'orologio a palette, questo appunto ha trovato una diffusione davvero molto ampia, più preciso, e che ha trovato diffusione appunto quasi ovunque, sicuramente in tutte le ferrovie anche italiane li ritroviamo. E quindi poi abbiamo ancora l'orologio calendario, che praticamente oltre ad indicare l'ora indicava anche la giornata, il mese, quindi poteva essere ancora, ecco, la nuova, l'evoluzione del precedente, ed era sempre fatto dalla ditta Solari, che aveva acquisito una fabbrica a Udine con più di 200 dipendenti. Questo fa capire anche quanto fosse ampia la diffusione, perché appunto 200 dipendenti significa riuscire a costruire un grande numero di questo tipo di orologi. E poi abbiamo l'orologio marca Tempo dal 1950 al 1980, che c'è scritto anche lì, insomma, le novità più evidenti erano rappresentate dalla compattezza, la carica, cioè delle qualità, diciamo, piuttosto tecniche, che credo sì, gli appassionati sicuramente capiranno anche forse meglio, ma può essere comunque interessante vedere, no, un altro modo, insomma, la qualità che diventa sempre più migliore. E poi l'orologio digitale del 1980, che è interessante anche quanto viene scritto, cioè il significato di digitale che richiama la cifra, e anche l'utilizzo che ne facciamo oggi, cioè per l'aspetto insomma legato a tutto quanto passa attraverso anche i codici binari. Quindi l'ultima proposta che abbiamo. Bene, allora la speranza è che questo progetto cominci appunto a trovare sempre maggior diffusione, proprio per la qualità che ha, perché è bello, ecco, riuscire a riscoprire, a valorizzare quelle che sono le perle anche della nostra regione, perché ci sono alcuni siti, per esempio, non so, penso a quello di Aquileia, che hanno giustamente sono già noti ai più, e qui, ma poter richiamare in regione dei turisti, perché no, per venire a vedere Aiello Pesaris, perché anche ad Aiello Pesaris c'è una realtà da scoprire altrettanto interessante per motivi diversi, per ragioni diverse, ma è sicuramente credo interessante. Ecco, questo progetto speriamo trovi sempre maggior diffusione. Una cosa che non ho detto è che i disegni sono stati fatti da Jenny Stocco, che non so se qui, ma comunque è una pittrice molto brava, che ha dipinto anche alcune delle nostre meridiane, che aveva tenuto anche un corso di pittura proprio sempre grazie al Circolo Culturale Navarca. Quindi io non so se ringraziare Aurelio per questa idea o le amministrazioni che l'hanno sostenuta, lascio la parola a te, e è stato concluso. Bellissima, bellissima.